Paola Zanetti al premio Vergani Ballotta 2010 e Paola ha conosciuto molto bene Tony Carta, detto Ballotta. Quali sono le sue emozioni più forti che ha vissuto? Ho vissuto con loro come figura di nipote, perché per me sono stati dei nonni, sia lo zio Tony che la zia Amalia, la moglie, loro non avevano figli, per cui mi hanno sempre tenuta come una nipote. L'emozione più grande è stato per me un grande insegnamento, perché lui aveva una capacità, una serenità nell'accogliere le persone e anche nel cogliere il bello, i fiori, la frutta, il gestire un tavolo. E lo ricordo bene questa persona, anche anziana, perché è morto che aveva 80 anni passati, con il tovagliolo sul braccio che andava ad accogliere gli ospiti che arrivavano allora in macchina col tram molte volte, e gli diceva servo suo signor. Ecco, questa era la frase che io ricordo del zio Tony. Ecco, viene chiamato Tony Ballotta, Ballotta. perché Ballotta? Ma era il nome che aveva la trattoria, perché lui si chiamava Carta di cognome. Ecco. Ma Ballotta, le cronache dicono perché aveva anche delle forme rotonde, in questo senso Zio Ballotta. Tony era una persona imponente, chiamiamola, proprio forse io lo vedevo anche così perché ero molto piccolina, lo vedevo imponente, però sempre bonario, sorridente, e aveva un ottimo rapporto anche con la servitù. E li amava proprio. Loro avevano una cuoca che era arrivata qui da ragazza giovane, non si era sposata, ed vivevano loro tre, la zia Amalia, zio Tony e la Olga. La cuoca. Difatti la zia Amalia e la Olga sono morte a un giorno di distanza, vivendo gli ultimi anni assieme. Ecco, prima ha parlato del tram, arrivava il tram qui a Arrivava Torreglia? in piazza il tram, prima della Corriera, che faceva servizio Padova, Abano, Torreglia e Luvigliano. Arrivava il tram e poi da Torreglia si veniva a piedi fino a qua. Io ricordo quando i signori Lussardo, ed ero piccola, i signori Lussardo avevano la fabbrica qui agli inizi dopo la guerra, per cui venivano a mangiare tutti in mezzogiorno, e allora non mangiavano in ristorante, mangiavano nel tinello, che era la zona riservata alla famiglia, dove io arrivavo da scuola, che facevo le elementari al municipio, e ero in tavola con loro. Poi lo zio Tony, mi ricordo quando c'erano gli ospiti, quando i miei mi lasciavano qui a volte anche a dormire, e facevo il conto, il famoso conto, e poi andavo con lui con il piattino a portare il conto ai signori in tavola. Sono state delle esperienze meravigliose. Io ricordo quando vengo qui da Fabio, che è una persona splendida, diciamo, che ha sostituito degnamente lo zio Ballotta, mi sembra di essere a casa mia e mi emoziono quasi. Bene, allora buona serata e arrivederci Grazie. il prossimo anno. Senz'altro.